Per il piano di rilancio del Nuorese il 2017 sarà l'anno della verità, dopo il rinvio di mesi e di silenzi da parte della Regione che pure aveva sollecitato il territorio ad avanzare proposte progettuali. Il mese di gennaio sarà decisivo per capire se la rimodulazione del cronoprogramma annunciato a fine novembre dalla Regione manterrà le scadenze prefissate con la creazione della commissione di valutazione dei progetti e l'avvio dei primi bandi per poter spendere gli oltre 80 milioni di euro stanziati. Anche perché dopo mesi di lavoro e di riunioni con la supervisione della cabina regionale, la pazienza delle associazioni di categoria e dei sindacati ha raggiunto il limite di sopportazione, perché è un territorio che anche nel 2016 ha visto l'emorragia di posti di lavoro e la chiusura di aziende e non può sopportare altri ritardi dovuti alla burocrazia regionale. Al momento però la Giunta non ha ancora approvato la delibera che dà il via all'unità di progetto a supporto del piano di rilancio, alla definizione del nucleo di valutazione, per poi procedere all'inizio di gennaio all'esame del primo gruppo di progetti. I tempi rischiano di allungarsi ulteriormente con conseguenze pesanti anche sulla tempestività e l'utilità dei progetti presentati ed elaborati a valere sulle 5 aree tematiche. I segnali che sono arrivati in queste ultime settimane dalla Regione per il Nuorese non sono confortanti, dall'esclusione del capoluogo Barbaricino come sede permanente del servizio di elisoccorso ai tagli all'università, proprio in un momento in cui la Sardegna centrale meriterebbe maggiore attenzione in virtù dei ritardi storici a livello infrastrutturale e culturale accumulati, cui la Regione non ha mai posto rimedio in maniera organica, questo a prescindere dal colore delle amministrazioni che si sono susseguite nel corso degli anni a Cagliari.